Premiati questa mattina i maestri artigiani Regione del Veneto e non solo al Teatro Comunale di Vicenza. Vi mostriamo ora un breve filmato che raccoglie alcune delle storie di questi imprenditori. Sono disponibili molti di questi video integrali sui canali social Confartigianato Vicenza. Salve, sono Daniele Bagnara. Quando ho iniziato questo lavoro avevo esattamente 15 anni. Fatalità, sono entrato in un'azienda del territorio e ho chiesto se assumevano personale, mi hanno assunto, è stato un periodo molto difficile, ci è voluto circa un annetto prima di entrare proprio nell'ottica giusta. Ho deciso di diventare maestro artigiano perché dopo 40 anni di attività vorrei insegnare questo mestiere per non perdere questa splendida lavorazione che è del vetro soffiato. Quindi vorrei proprio trasmettere questa maestranza ai prossimi ragazzi. Io sono Lucia Zaupa, lavoro da più di 50 anni, sono partita con un negozio molto piccolo di 40 metri quadri, poi il mio sogno era quello di arrivare a un negozio più ampio dove si poteva fare un po' tutto, dal trucco al parrucco. Ho scelto di diventare maestro artigiano, mi ha dato questa possibilità attraverso l'associazione. Ho iniziato con la mia scuola di apprendistato, poi ho sempre fatto un percorso a fianco degli artigiani che mi hanno dato la possibilità di crescere e l'ho fatto perché ho ritenuto che tutta l'esperienza che ho fatto, il percorso che ho fatto, i sacrifici per me era un merito che potevo conquistare e mi è stato dato e ringrazio infinitamente Confartigianato e anche la Regione Veneto che hanno iniziato a dare questa possibilità a tutti gli artigiani. Sono Nicola Consolaro, lavoro nell'ambito della termoidraulica. Ho cominciato questo lavoro a 14 anni, appena finito le scuole, ancora con mio zio. Dopo questa passione mi ha preso e ho cominciato a conoscerla profondamente. Dopo nel corso degli anni mi sono specializzato in ambiti industriali dove c'è la saldatura e lavori un po' più particolari. Nel 2010 mi metto in proprio, faccio una società e da allora il volume di lavoro ovviamente è cominciato a salire. E ho scelto di diventare maestro artigiano perché credo profondamente nel trasmettere e tramandare le esperienze che si è fatto e coltivare appunto queste belle cose che si imparano.